Allora, noi nella famiglia Soza cerchiamo di fare tutto, controlliamo tutto, dalla produzione all'acquisto delle farine. È una farina molto più, diciamo, meno grezza, molto più lavorabile per le esigenze anche dei palati, perché è molto diverso i palati di adesso rispetto a quelli di 40-50 anni fa, insomma. Una volta il pane, erano 3 tipi di pane contro i 30 tipi che può essere adesso. Adesso la gente non compra più i 2 kg di pane, ma compra 3, 4, 5 panini diversi. Allora questo rosso, vediamo, sono le alghe con delle farine dentro, sì. Dopo abbiamo questo che ha del mais, della farina sempre con cereali. Io non pensavo, onestamente, che i giovani apprezzassero queste tipologie di pane. E qui andiamo a una farina, per il mio punto di vista, molto importante. È una farina Lost Food, macinata a pietra, è del grano duro integrale che ha un profumo meraviglioso. E poi facciamo la distribuzione, sempre gestita da noi. Prendiamo il pane la mattina, lo carichiamo nei furgonetti e lo consegniamo nei vari paesi. Questo pane va a Breda e Macerata. Inseriamo, come vedete, anche dei dolci fatti sempre artigianalmente. Questo panettone è un panettone classico, cominciato 3 giorni prima con lievito madre e sfornato ieri. Per avere una cottura da chilo ci vuole circa un'ora, e però per insaccarlo, per imbustarlo, ci vuole 12 ore di raffreddamento.